Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno. Oggi tanti gli argomenti che andremo a trattare, parleremo dei saldi che sono partiti oggi, andremo a sentire un po' come sta andando nelle varie province e parleremo di politica con il senatore Andrea Martella e anche tanta la cronaca. E partiamo proprio da questa perché c'è stato un intervento lungo e impegnativo questa notte all'interno del Vaio dell'Orsa a Brentino Belluno nel Veronese, dove 3 torrentisti, dei quali uno infortunato, erano bloccati da ore senza la possibilità di dare l'allarme. Sul posto si sono portati 11 tecnici del gruppo Forre del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. I 3 erano fuori dall'acqua ma sempre in un luogo umido e uno di loro, un 60enne, ferito alla gamba e in ipotermia, è stato subito riscaldato e medicato. Attrezzato il tratto acquatico dalle 2 alle 5, sono state affrontate 8 calate all'interno della forra con l'infortunato nella barella stagna, seguito passo dopo passo anche da medico e infermiere. Arrivati sul sentiero, l'ultima parte dell'itinerario fino all'ambulanza è stata superata con il trasporto in barella. L'intervento si è concluso alle 7. E ora invece andiamo a Padova perché c'è stato un controsoffitto che è crollato la scorsa notte in una residenza all'ESU di Padova. A diffondere la notizia gli studenti. Vediamo. Ad accorgersi del controsoffitto crollato a terra sono stati per primi gli universitari residenti che uscivano per andare in aula studio in mattinata. È dovuto alla pioggia caduta a Padova nelle scorse ore. Il distacco è avvenuto nella residenza ESU Copernico di via San Massimo, una residenza dove gli studenti hanno più volte segnalato le continue infiltrazioni d'acqua che li hanno costretti anche la scorsa notte a intervenire perché le loro stanze non fossero allagate. Nessuno è rimasto coinvolto per fortuna. La zona è stata delimitata, pochi posti disponibili e scarsa manutenzione, puntualizzano gli studenti di Udo, con il coordinatore Domenico Amico che ribadisce la continua emergenza abitativa in cui vivono gli universitari a Padova. Nel frattempo, proprio in queste ore, l'ESU ha diffuso i dati relativi all'assestamento al bilancio 2023, diventato efficace dopo il controllo della Regione. A disposizione dell'ente altri 3.200.000 euro di avanzo della gestione 2022 che saranno destinati a sostenere i servizi erogati. Tra gli interventi previsti saranno finanziati con 160.000 euro i lavori per eliminare le infiltrazioni nella residenza Copernico, dove sarà realizzata una terza cucina e sostituiti i ventilconvettori. Con i fondi saranno banditi 3 progetti per complessivi 261 posti letto e una convenzione per altri 40 dal prossimo anno accademico. E rimaniamo a Padova. A 6 anni dall'inizio dell'indagine sui permessi di soggiorno falsi va in carcere l'ex poliziotto mente del sistema corrotto. La Cassazione ha confermato la condanna di primo e secondo grado per Renzo Dalla Costa, l'ex sovrintendente dell'ufficio immigrazione della questura di Padova, considerato la mente di un mercato sporco di permessi di soggiorno ottenuti dagli stranieri in cambio di tangenti. Per l'ex poliziotto da lunedì si sono aperte le porte del carcere per espiare la condanna definitiva di 5 anni. L'indagine, che inizialmente lo aveva portato agli arresti domiciliari, era iniziata 6 anni fa ed era stata condotta dalla squadra mobile della questura di Padova. Insieme a Dalla Costa erano finiti nei guai almeno altri 3 poliziotti dell'ufficio immigrazione. Il sistema corrotto si basava sulla compiacenza di alcuni professionisti che garantivano fittizi contratti di lavoro e alloggio in modo tale che i poliziotti compiacenti potessero compilare falsi documenti per la regolarizzazione degli stranieri. Almeno 400 permessi di soggiorno falsi rilasciati da Dalla Costa, che in 3 anni, dal 2013 al 2016, avrebbe intascato grazie a questo sistema 200.000 euro. A pagare per i permessi falsi erano soprattutto cittadini cinesi che sborsavano fino a 2.500 euro per ottenere i documenti falsi. Il 55enne ex poliziotto in questi anni ha già scontato 6 mesi agli arresti domiciliari. Nell'aprile del 2019 la condanna in primo grado, confermata in appello nel 2021 e 10 giorni fa anche dalla Cassazione. E continuiamo a rimanere a Padova perché c'è stato un blitz di Carabinieri e Finanza nello storico mercato di piazza
delle Erbe. Vediamo com'è andata. Ci colleghiamo subito perché la vedo nello schermo, la nostra Valentina Visentin con Federico Cibotto. Valentina, buongiorno buongiorno. da Padova, da Piazza delle Erbe, una Piazza delle Erbe un po' sguarnita oggi a causa della pioggia e del maltempo. Qui invece ieri pomeriggio si sono concentrati i controlli di Guardia di Finanza e Carabinieri, una task force a cui ha preso parte anche il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro per controllare le attività dello storico mercato padovano. Il bilancio di questi controlli parla di 5 lavoratori bengalesi sprovvisti di contratto, quindi 5 lavoratori in nero e di 2 titolari, erano alle dipendenze di 2 titolari connazionali e di un italiano, ma c'è stato anche chi è stato pizzicato a non fare lo scontrino. Il totale è di 4 attività multate, molte piuttosto pesanti, che vanno dai 21.600 euro ai 70.000 euro per queste irregolarità scoperte. Si tratta appunto di 5 lavoratori stranieri in nero, controlli che sono stati applauditi dalla cittadinanza ma anche dagli esercenti in regola. Ecco le voci che abbiamo raccolto qui in Piazza delle Erbe questa mattina. Fa piacere che ci siano questi controlli qua. Anche troppo, va bene così. I lavoratori devono essere pagati, tesoro, non sfruttati. A me fa piacere venire su questo banco perché trovo che la qualità e il prezzo è un giusto rapporto. Poi ci sono altri che alzano un po' il prezzo, però la qualità che io trovo qui mi soddisfa. È anche un modo per tutelare gli esercenti in regola. Vi ha fatto piacere? Certo, sì, ogni tanto che qualcuno che faccia qualche giretto da vedere un attimo i banchi come sono messi, No, dai, va bene, è andato bene così. Mi sembra piacere fanno. Che controllano, va bene. Aspetta. Va bene? Sì. È giusto che controllano. Molto piacere, da titolare è una cosa che andava fatta perché i dipendenti vanno messi in regola. Il dipendente va messo in regola e poi ci sono tutte altre regole da rispettare perché sennò diventa una concorrenza sleale verso gli imprenditori regolari. Ok? Un controllo va sempre bene. Scusa, sì, mezzo chilo sì, mezzo di ciliegie. Scusa, ma se no interrompo la vendita. Dimmi. Fa piacere che ci siano questi controlli. Ovvio, sì, certamente i controlli vanno sempre bene. Quant'erano? Non li facevano più. Nei confronti delle 4 attività sanzionate, tutte gestite da bengalesi, verrà anche poi applicata la misura della sanzione, della sospensione della licenza. Questi controlli erano già stati decisi dall'ex prefetto Raffaele Grassi, che prima di lasciare l'incarico durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica aveva disposto questi controlli, poi portati avanti dal nuovo prefetto Francesco Messina. E come dicevamo hanno appunto, e come anche avete sentito dai nostri microfoni, hanno avuto il plauso della cittadinanza. Da Piazza delle Erbe è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina. Noi andiamo avanti con la cronaca e ci spostiamo a Vicenza. Davide Rebellin, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso il campione di ciclismo, sarà estradato in Italia. Il tribunale di Hamm ha dato il via libera alla richiesta della Procura di Vicenza. Sarà estradato in Italia l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito e ucciso Davide Rebellin lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino, mentre il campione di ciclismo si stava allenando in bici e venne travolto dall'auto articolato nella rotonda lungo la regionale 11. Il tribunale di Hamm ha dato il via libera alla richiesta della Procura di Vicenza, concedendo l'estradizione per il 62enne Wolfgang Rieck, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. A giugno la polizia tedesca aveva dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, mandato emesso in seguito all'ordinanza con la quale il giudice, su richiesta della Procura Berica, aveva disposto nei confronti di Rieck la misura cautelare di custodia in carcere. Il camionista era stato poi scarcerato nei giorni successivi e il giudice del Tribunale tedesco gli aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione settimanale alla polizia giudiziaria. Adesso il via libera del Tribunale tedesco all'estradizione in Italia.
Ed ora torniamo a parlare del salvataggio, una storia che ci racconta la nostra Luisa Bertini, che insieme ad un soccorritore, lo ricordiamo, hanno partecipato anche gli uomini del soccorso alpino e speleologico di Vicenza al salvataggio di Ottavia Piana, intrappolata nella grotta di Fonteno Bueno a 150 metri per ben 40 ore. Sentiamo dunque il racconto. Luisa Bertini, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Alessandro Benazzato, capo del soccorso speleologico di Vicenza, perché ha partecipato il gruppo vicentino a un'importante operazione di soccorso in cui è stata salvata Ottavia Piana, quindi sono stati 2 giorni in cui tutta Italia è stata col fiato sospeso a guardare le vostre operazioni di soccorso e poi questo applauso finale in cui siete riusciti a trarla fuori da questa grotta. Sì, l'emozione è stata tanta nel vederla finalmente fuori dalla grotta dopo più di 2 giorni e dopo tantissimi anni di addestramenti, di corsi, esercitazioni, finalmente tutto acquista un significato, quindi ogni singolo giorno passato ad esercitarsi e ne è valso davvero la pena, perché ciò che siamo riusciti a fare è stato qualcosa di veramente grande. Voi eravate impiegati una 70ina di uomini, ovviamente che vi siete alternati perché questo soccorso è durato 40 ore, tra l'altro a una profondità di 150 metri in questa grotta a Bueno Fonteno. E quali sono state le difficoltà e come vi siete mossi? Sì, la grotta era molto complessa, molto lunga e le difficoltà maggiori sono state legate proprio alla distanza dall'ingresso dell'incidente. Dunque ci siamo alternati in 3 squadre in questi 2 giorni di recupero, lavorando ininterrottamente e assistiti sempre da medici e infermieri del soccorso speleologico. E c'erano moltissimi laghi da superare con delle corde, quindi venivano attrezzate delle teleferiche, e c'erano pozzi molto profondi, anche di più di 50 metri, e molti passaggi stretti, gallerie da superare, quindi sempre portando la barella di peso, aiutati con le corde, quindi la progressione è stata molto lenta proprio per la complessità di questo abisso. E poi anche il maltempo non ha aiutato? Sì, ha piovuto durante quei giorni e la grotta normalmente presenta molta acqua e per qualche ora l'acqua è aumentata, quindi non ha creato grossi problemi, però diciamo che se normalmente la grotta è umida lo è diventato ancora di più e dunque è stato ancora un po' più complicato a causa dell'acqua. E qual è stato il momento più difficile che avete dovuto vivere? I primi momenti, quando siamo arrivati sul ferito e lei aveva molto dolore e sembrava veramente complicato il trasporto, e successivamente, grazie ai medici che sono intervenuti e con una cura farmacologica importante, l'infortunata è riuscita a tranquillizzarsi e a permettere a noi di svolgere il nostro lavoro nelle migliori condizioni e il più velocemente possibile. Ecco, questo è stato un grande intervento. Lei prima mi diceva di interventi così importanti e così difficoltosi non ce ne sono dal 2007. Sì, questo è sicuramente uno dei più grandi interventi degli ultimi anni in Italia, e a memoria si deve tornare indietro nel 2007, quando ci fu un incidente in Marguerite, nel Piemonte, e vennero impiegate più di 100 persone per 4 giorni e da allora in Italia questo è sicuramente il più importante. Ecco, io ringrazio il soccorritore vicentino e restituisco a voi la linea allo studio.
Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi invece ci spostiamo nel veneziano, dove parliamo di mafie in Veneto, un'allerta che rimane e ce ne parla, e la vedo già nel nostro schermo, la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso dell'M9 a Mestre, dove si sta svolgendo dalle prime ore del mattino una tavola rotonda per parlare proprio di infiltrazioni mafiose nella nostra regione in ambito economico. Un argomento decisamente importante su cui si è già fatto molto, ancora però c'è da fare. Qui insieme a me uno dei relatori presenti, Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL Veneto, perché i relatori qui questa mattina sono diversi, oltre ai rappresentanti sindacali anche rappresentanti delle categorie economiche. Allora, innanzitutto Refosco, c'è già un protocollo che è stato firmato dalla Regione, questa tavola rotonda è stata appunto organizzata dalla Regione Veneto, un protocollo rinnovato e soprattutto un'attenzione che deve essere sempre più capillare. Il protocollo firmato ad aprile dalla Regione, dall'ANCI, dalle parti sociali, datoriali e sindacali, da Unioncamere, dalle forze dell'ordine, rilancia un'iniziativa corale perché insieme vogliamo sconfiggere la presenza della criminalità nel sistema produttivo ed economico del Veneto. Come ha spiegato questa mattina un relatore dell'università, sconfiggere la mafia nell'economia permetterebbe di fare un passo in avanti alla nostra economia, alla crescita economica e anche al lavoro. Quindi questo è un motivo in più, oltre naturalmente al fatto che noi siamo sempre stati contro la mafia, e quindi lavorare insieme per un obiettivo di un'economia sana è un obiettivo fondamentale per il nostro futuro. Come anche fondamentale denunciare. Troppo spesso si è sentito dire che molti imprenditori avevano paura di rinunciare per ritorsioni, invece l'appello è sempre quello da parte sia delle forze dell'ordine che anche poi dal procuratore, insomma un appello accorato. Quello che emerge dall'analisi della criminalità in Veneto oggi è che non è più una criminalità che arriva con la violenza, ma arriva soprattutto a proporre soluzioni semplici di tipo finanziario, economico a imprese in difficoltà. Diventa una spirale dal quale le imprese, soprattutto le piccole e piccolissime imprese, fanno fatica ad uscire, e quindi è fondamentale un'alleanza fra tutti i soggetti per segnalare le situazioni di difficoltà in maniera da poter intervenire. Si può intervenire comunque. Ecco, concretamente come si può intervenire? Ma le forze dell'ordine hanno dimostrato di saper in tutto il territorio del Veneto individuare, indagare e anche portare a processo tante situazioni che si erano radicate nel territorio proprio con questa modalità. Quindi non bisogna farsi abbattere, non bisogna avere paura, la mafia può essere sconfitta, si parte da una forte alleanza fra le parti per sconfiggerla insieme. L'argomento è ampio, ma purtroppo i tempi che abbiamo sono stretti, quindi io ringrazio Gianfranco Refosco e qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie, buongiorno. Con la cronaca sempre, questa volta da Vicenza, una pluripregiudicata disturba e molesta i passeggeri alla stazione vicentina, però adesso non potrà più metterci piede per un anno. Lei è una 25enne di Valdagno, pregiudicata per reati contro il patrimonio. In più occasioni ha creato problemi nella stazione di Vicenza, violando i divieti di stazionamento e occupazione degli spazi pubblici. Fermata diverse volte dagli agenti della polizia ferroviaria, la donna creava problemi al libero accesso e all'utilizzo delle infrastrutture dello scalo, comportamenti illeciti che teneva sistematicamente con modi molesti e intimidatori nei confronti di chi passava all'interno della stazione, limitando il regolare utilizzo del servizio di trasporto pubblico. Ecco perché la polizia ferroviaria, per mettere fine ai comportamenti della donna, pericolosi anche per la sicurezza pubblica, ha chiesto un provvedimento che il questore di Vicenza ha firmato. Si tratta di un divieto di accesso per un anno alla zona della stazione ferroviaria e alle sue pertinenze, compreso
il Piazzale, Viale Milano e Viale Venezia. L'eventuale inottemperanza all'ordine del questore è punita da 6 mesi a 1 anno di reclusione. Ed ora invece nel Trevigiano torniamo a parlare dell'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. Le telecamere da sole non bastano a fare chiarezza, per questo il capo della Procura di Treviso si è rivolto ai residenti, soprattutto a chi ha subito furti e tentati furti ma che non li ha denunciate. Fatevi avanti, dice, analisi approfondite anche sul telefonino della donna che potrebbe essere stata aggredita alle spalle. Chi non avesse denunciato dei furti, anche solo tentati, perché magari questi non gli hanno creato danno, si facesse avanti dalle forze dell'ordine, perché potrebbe dare delle indicazioni che potrebbero essere importanti per collegare questi episodi con quello molto più grave accaduto ai danni della signora Ceschin. L'appello ai residenti di Conegliano è diretto e arriva dalla Procura della Repubblica di Treviso, impegnata nel ricostruire gli ultimi istanti di vita di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno all'interno della sua abitazione di via 28 aprile. Ogni indicazione può essere utile, soprattutto se ad agire, ed è una delle ipotesi, sono stati dei topi d'appartamento. Sicuramente tra i filoni di indagine c'è la verifica di furti commessi nella zona, non necessariamente nel quartiere, ma più in generale nella zona di Conegliano, in abitazioni con modalità analoghe, cioè introduzione nell'abitazione, magari attraverso finestre, questo insomma. Una cosa è certa, e il capo procuratore di Treviso lo fa intendere chiaramente: da sole le telecamere non bastano. C'è un lavoro continuo che è iniziato praticamente nei giorni successivi alla scoperta dell'omicidio sulle telecamere di sorveglianza della zona di Conegliano, ma certo che la qualità delle immagini non è sempre il massimo, ecco. E se ci fossero delle persone che hanno visto movimenti sospetti che non sono state ancora individuate e sentite dai carabinieri, sarebbe una cosa molto utile, di grande senso civico, se si facessero avanti. In questa fase non si lascia nulla al caso, anche per questo approfondite analisi saranno effettuate sul telefonino della 72enne che, seppure rotto, è stato ritrovato in casa. Verrà sicuramente esaminata la memoria del cellulare per ricostruire con la messaggistica un po' la rete di relazioni sociali della signora, ma dubitiamo che sia da lì che si possa ricavare il nome di chi l'ha uccisa. Su quel telefonino potrebbe essere stato digitato il numero dei soccorsi, una telefonata mai partita. Non ha fatto in tempo a chiamarli, sarebbe risultato dai tabulati, non ha fatto in tempo a chiamare nessuno. Probabilmente aveva intenzione di farlo, ma non ha fatto in tempo a farlo. Questo significa che forse è stata colpita alle spalle? È possibile. Ci sono vari tipi di dinamica compatibili con i dati oggettivi delle lesioni alla signora, le condizioni dell'appartamento, eccetera, non si possono in questo momento ricostruire i dettagli precisi dell'aggressione e dell'omicidio. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano, dove lo vedo già sullo schermo il nostro Christian Arboit con Alberto Pivetta. Parliamo di colpi al cimitero cittadino. Ce ne parla Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo a Covolo di Pederobba, siamo sulla fascia pedemontana, qui con me il sindaco di Pederobba Marco Turato. Marco Turato, primo cittadino che ha deciso di dire basta. Basta che cosa, sindaco Turato? Era diverso tempo che la cittadinanza mi segnalava un gesto infame, cioè venivano asportati fiori dai cimiteri del nostro comune, e allora ho deciso di prendere il toro per le corna e ho fatto installare una fototrappola nel cimitero di Covolo, dove si sono verificati gli ultimi episodi, e grazie a questo abbiamo individuato la persona che faceva questi gesti ignobili, se non infami. Ecco, forse abbiamo anche le immagini della persona, della signora che è stata individuata, ovviamente con un bollino bianco sul volto, a coprire il volto. Lei con queste foto stamattina è andato dai carabinieri, ha sporto denuncia. Sì, ho sporto denuncia nei confronti di questo soggetto, che al momento non conosciamo le generalità. Certo è che il mio obiettivo non è quanto il valore economico di ciò che ha asportato dal Camposanto, e più che altro il mio obiettivo è quello che questa signora perde il proprio tempo piuttosto in azioni che siano utili alla cittadinanza e no questi gesti ignobili, infami. Ecco, forse a questa signora converrebbe, arrivati a questo punto, costituirsi, farsi avanti, magari ci sta guardando, non lo so.
No, me lo auguro, spero che si riconosca magari nelle immagini che sta vedendo ora, che chieda scusa, ma non tanto al sottoscritto, a quelle persone che hanno subito questi furti, dove hanno portato, diciamo, un momento di perdita di valori nei confronti delle persone che riposano per eterno nei cimiteri. Ecco, in una sera ha colpito anche più volte, diciamo ha depredato le tombe, non sono semplici furtarelli. No, la stessa sera in un giro di un arco di 5 minuti ha fatto quattro viaggi, tra parentesi, portando via diversi vasi di fiori, diversi mazzi di fiori. Cioè, penso che non si possa descrivere una persona così se non infame. Ecco, possiamo vedere insieme, Daniela, grazie Alberto, qui è stata posizionata la fototrappola sostanzialmente che ha colto in flagrante questa signora. Ora questa fototrappola gira, possiamo dirlo, sindaco, nei vari cimiteri di Pederobba del comune, che è un comune molto ampio. Sì, abbiamo 3 cimiteri nel nostro comune, questi atti schifosi si sono verificati anche negli altri campi santi, di conseguenza ora la fototrappola farà il giro degli altri luoghi in modo tale da individuare eventualmente se ci sono altre persone che fanno questi gesti ignobili. Ecco, magari la fototrappola so che è spesso utilizzata anche nelle aree ecologiche, quindi potrebbe essere utilizzata anche per scovare eventuali ecofurbetti. Sì, le abbiamo usate anche per questi casi dove si sono stati utili, perché abbiamo individuato questi ecovandali che hanno abbandonato rifiuti nel territorio. Ecco, ultimissima cosa, so che lei ha in mente una pena alternativa, chiamiamola così, per questa signora che ha depredato le tombe. Quale? Sì, diciamo che più che altro di perdere tempo nel rubare i fiori dalle tombe dei cimiteri, può venire in cimitero lo stesso e donare qualche ora del suo tempo libero a favore della comunità, magari tenendo in ordine i cimiteri, pulendoli delle erbacce e quant'altro. Ecco, quindi piccole manutenzioni per la legge del contrappasso. Allora, Sindaco, venga con me, mostriamo questa immagine, questo cartello, cimitero di Covolo, area video sorvegliata, quindi possiamo dire cittadino avvisato, mezzo salvato, quindi un gesto come quello della signora d'ora in poi sarà comunque punito, gli scoverete, insomma. Sì, no, caccia l'uomo, perché sono gesti ignobili che fanno male alle persone, ma fanno male non dal punto di vista economico, più che altro dal punto di vista morale e sentimentale. Grazie Sindaco Marco Turato. Daniela, con Alberto Pivetta da Covolo di Pederobba ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian. Noi continuiamo invece questa diretta con una notizia che arriva da Vicenza. Per riuscire a sbarcare il lunario è costretta a svolgere 2 lavori, bidella al mattino e barista alla sera, ma pur pagando le tasse su tutto quanto guadagna, la donna deve versare adesso 2.170 euro alle casse del Ministero dell'Istruzione, perché il doppio lavoro, pur consentito, non ha avuto il via libera della preside. È accaduto all'Onigo, nel Vicentino, ad una collaboratrice scolastica di 51 anni. È stata sanzionata dalla Guardia di Finanza per aver prestato appunto servizio in un bar senza aver avvisato la dirigente scolastica. Una vicenda che sicuramente solleverà più di qualche polemica e che ha già fatto il giro dei social. Ed ora andiamo invece nel Padovano, dove prezzi alle stelle e appartamenti introvabili. Ci siamo messi al telefono per trovare una casa in affitto nella città di Padova. Ecco che cosa è emerso. Buongiorno, per lavoro mi trasferisco a Padova da metà agosto. C'è un appartamento, cerco un appartamento in affitto, volevo capire se avete qualcosa per caso. Poi purtroppo al momento non abbiamo nulla in affitto. Al momento di affitti non c'è praticamente nulla e a noi in affitto è da un bel po' di tempo che non ci entra nulla. Qualche ora in redazione al telefono, ecco il risultato di una decina di chiamate da alcune agenzie immobiliari del centro di Padova. Appartamenti in affitto non ce ne sono neppure, come chiedevamo, a partire da settembre. Avete qualcosa? Non abbiamo, no. Ci sarà qualche disponibilità secondo lei?
Più avanti non lo so, adesso dopo le vacanze se ne arriva qualcuno. Noi signora però seguiamo solo i cambi degli universitari, perché facciamo solo contratti per studenti universitari, non abbiamo disponibilità per lavoratori. I pochi appartamenti offerti, alcuni non ancora nelle disponibilità delle agenzie, presentano prezzi molto alti. La prima proposta arriva da fuori città. Aventana. Sì? Quarto d'ora dal centro. E appunto un quadrilocale, 90 metri quadrati, viene 900 euro senza spese condominiali e l'utenza autonoma. Se no abbiamo delle soluzioni in centro storico. In centro città il primo appartamento che potrebbe fare al caso nostro non è ancora libero ed è senza posto auto se non in un parcheggio a pagamento. Potremmo esserci 700 però non lo so. Più le spese condominiali o senza? Più le spese condominiali. Risulta un po' quell'effetto tipo una bellissima stanza d'albergo in un qualche modo. Una seconda proposta a prezzo concorrenziale pone una serie di vincoli per iniziare la trattativa. La persona deve essere dipendente, che poi uno può anche essere licenziato, ma la proprietà vuole così. Nel giro di una settimana va via 700. Più spese condominiali? Sì, 90 euro di spese condominiali. Un solo altro appartamento è libero da subito nel centro della città, 1.100 euro al mese più 100 euro di spese condominiali, con contratto da sottoscrivere 6 più 6 anni. Altri liberi da settembre a prezzi simili, tutti sui 60 metri quadrati. Le vetrine online, se possibile, danno ritratti anche peggiori, con monolocali che partono da 500 euro e spese condominiali mensili che difficilmente scendono sotto i 200. Una ricerca, la nostra, che si conclude in modo desolante. Una fotografia in cui le agenzie immobiliari sono semplici attori di quella che rischia di diventare, se non lo è già, una vera emergenza sociale. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in diretta per questa nostra prima edizione e andiamo a Padova per tornare a parlare delle famiglie arcobaleno. Negli ultimi 2 giorni altre 2 raccomandate della Procura di Padova hanno raggiunto altre 2 coppie di 2 mamme. 4 raccomandate su 33. Dopo uno stop di circa una decina di giorni, altre 2 coppie di mamme arcobaleno che hanno registrato i figli all'anagrafe di Padova con il doppio cognome hanno ricevuto la busta verde collato dalla Procura Patavina che impugna la registrazione fatta dal sindaco Sergio Giordani. Si tratta degli atti di nascita di un bambino del 2018 che ha 5 anni e di quello di una bambina di appena 3 mesi. Questa situazione continua, la pressione sulle nostre famiglie continua e noi dichiariamo di non volerci fermare e di continuare a resistere e combattere. Il 23 giugno la protesta delle famiglie arcobaleno davanti al tribunale aveva avuto la solidarietà di tante persone e dei politici del Partito Democratico. La Procura di Padova però aveva già fatto sapere che tutti e 33 gli atti di nascita registrati da Giordani sarebbero stati impugnati. Una decisione arrivata dopo la circolare del Ministero dell'Interno che chiedeva di fermare le registrazioni del genitore intenzionale nelle coppie omogenitoriali. L'udienza in tribunale per queste famiglie padovane è prevista per il 14 di novembre. Ed ora invece parliamo dell'inflazione che punta dritto al carrello della spesa, prezzi dei beni alimentari alle stelle, nell'area anche l'idea di scioperi di acquisto da parte dei consumatori. In questo processo di irrazionale aumento dei prezzi tutti sono coinvolti, tutti, dal negoziante a chi compra. Un aumento dei prezzi che non risparmia nessuno, beni di prima necessità alle stelle, sacchetti della spesa a peso d'oro. Alla cassa, percentuali alla mano, pagheremo ad esempio il riso il 46% in più. Un'inflazione che punta dritto al carrello della spesa. Crescono i prezzi anche di pasta, frutta di stagione, banane e olio d'oliva. E se da una parte è chiara la direzione, dall'altra lascia perplessi la natura del fenomeno. Non è comprensibile come questo fenomeno si realizzi adesso quando i costi dell'energia sono notevolmente calati. Questo anche se ci sono state di mezzo siccità, alluvioni e la questione Emilia, si ha comunque la sensazione che ci sia una inflazione derivante dai profitti, ne sta parlando anche la BCE, ne stanno parlando anche altri enti, che si scaricano sul consumatore finale. C'è chi parla quindi di un'inflazione derivante dai profitti o chi, come il presidente Federconsumatori di Verona, Maurizio Framba, che va dritto al punto. Si chiama speculazione. Lo possiamo dire chiaramente, grazie. Io lo dico tranquillamente, guardi, c'è uno studio recentissimo degli economisti del Fondo Monetario Internazionale
che parlano di gridflation, che tradotto in italiano è inflazione da avidità. Speculazione o inflazione d'avidità. Il risultato, o meglio i prezzi, non cambiano, anzi aumentano. E con gli acquirenti sempre più agguerriti, nell'aria uno sciopero nazionale di una settimana che vedrà protagonista la pasta. Gli scioperi che diventano una guerra tra poveri sono assolutamente controproduttivi, nel senso che i negozianti sarebbero i primi a patirne e sono anche loro, come noi, famiglie, per cui ci vogliono altri tipi di ragionamento. Ragionamenti che Federconsumatori traduce in una supervisione dei prezzi. Noi pensiamo che la cosa vera da fare sia creare all'interno di ogni prefettura, quindi dentro ogni città dove vi è la prefettura, un coordinamento, un comitato per il controllo prezzi e far intervenire laddove i prezzi non sono conformi a quello che dovrebbero essere l'autorità pubblica competente. Ed oggi l'avevo annunciato prima, la prima giornata di saldi in tutta Italia. Noi siamo andati in centro a Padova per vedere insomma come sta andando con queste prime ore. Lo facciamo insieme alla nostra Chiara Gaiani, che lo vedo nello schermo, che si trova insieme a Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto. Chiara, buongiorno. Buongiorno da Padova, ci troviamo in piazzetta Pedrocchi con Riccardo Capitanio, che è presidente di Federmoda Confcommercio Veneto, quindi non solo della Città del Santo. Primo giorno di saldi che partono di giovedì, saldi che partono il 6 luglio in tutta Italia. Una conquista questa intanto. Sì, è una partenza un po' anomala, perché partire un giovedì e non un sabato è anomalo, però ci siamo adeguati anche col Veneto con una data nazionale che è stata oggi, quindi in tutta Italia possiamo dire i saldi iniziano oggi. Invece nelle altre edizioni purtroppo qualcuno partiva prima, qualcuno dopo, e quindi quest'anno è un successo la partenza unificata. 220 euro, questa è la spesa media famiglia calcolata per il Veneto. Lei ha già qualche ritorno di come è andata l'apertura dei negozi questa mattina? Ovviamente, essendo un giorno infrasettimanale, quindi non un weekend, è anche difficile fare oggi il punto della situazione. Abbiamo un gran weekend lungo, abbiamo i negozi che hanno diversa merce, quindi sono pronti, perché le produzioni quest'anno hanno prodotto, a differenza degli altri anni ancora in coda del Covid, quindi ci sono ottime possibilità, soprattutto per i clienti, per fare ottimi acquisti. Ecco, un settore che è sostenuto anche da varie amministrazioni che organizzano le notti aperte, e ci sono varie iniziative di questo tipo. Sì, già questo weekend si registra qualche notte bianca nella provincia di Padova, e poi, come di solito si fa, è il secondo weekend che si organizza allora altre notti, altri eventi, per finire poi per i famosi sbaracchi, che è la fine dei saldi, però qui parliamo già di agosto. Sarà l'abbigliamento a fare come sempre la parte del leone? Sì, è l'abbigliamento che parte con i saldi, perché abbiamo delle norme stringenti e anche corrette sull'abbigliamento, quindi l'abbigliamento, i saldi sono dell'abbigliamento. Poi c'è qualcun altro che chiama saldi altre categorie, però è tutto rubato, insomma i saldi sono nostri. Un'ultimissima domanda: quanto timore c'è dell'online, soprattutto per quanto riguarda magari le persone più giovani? Sì, l'online fa tante volte, ovviamente abbiamo difficoltà non dobbiamo combattere ma dobbiamo collaborare, però abbiamo anche tanti soci e tanti colleghi che si sono adeguati con l'omnicanalità, quindi riusciamo anche noi a prendere il cliente giovane e portarlo all'interno dei nostri punti vendita, quindi l'online come driver per portare il cliente nelle piazze, nelle cittadine, nei paesi, e così far muovere anche l'economia del territorio. Ecco, quindi allora la partenza, abbiamo sentito, sarà tutto sommato dilazionata fino al fine settimana. Ringraziamo Riccardo Capitanio, e da Padova ringrazio anche per la collaborazione tecnica Cristian Rocche e Allende. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani, grazie anche al suo ospite. Noi andiamo avanti e insomma parliamo anche di sanità dopo la pandemia, nuovo passo verso la normalità in 7 centri prelievi dell'ULSS 6 Euganea. Dal 25 luglio si potranno eseguire gli esami del sangue anche senza prenotazione.
Tempi d'attesa impazziti durante e dopo la pandemia anche per ottenere una prestazione semplice come gli esami del sangue, soprattutto nei distretti dove la prenotazione necessaria, salvo casi di urgenza, poteva richiedere da una settimana a un mese di tempo. Dal 25 luglio cambia tutto nei 7 centri principali dell'ULSS 6 Euganea. A Cittadella, Campo San Piero, Piove di Sacco, nell'ospedale di Schiavonia e nelle sedi di Montagnana, Conselve, del centro sociosanitario ai Colli in città si potrà accedere anche ad ingresso libero negli orari di servizio e tenendo conto della capienza giornaliera predefinita. Dall'1 agosto apriremo ad altri 8 punti, 3 a Padova, Piazza Mazzini, L'Arcella, via Temanza e via Scrovegni, sede dell'azienda sanitaria del distretto numero 1 centro. Poi al Bignasico, a Torreglia, a Cadoneghe, a Limena e a Rubano. Quindi un rientro progressivo alla normalità. Per accedere al servizio sarà necessario ritirare un numero progressivo. L'accesso diretto era già garantito a persone fragili e anziane e per le urgenze. In tutti i 41 puntoprelievi che l'ULSS 6 gestisce nel territorio resta la possibilità di prenotare data e orario dell'esame. Quasi 3.000 le prestazioni giornaliere per esami del sangue eseguite tra ospedali e territorio. Nel 2022 in totale sono stati effettuati oltre 5 milioni di prelievi. Ed ora invece lo vedo già sul nostro schermo il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senatore, io intanto vorrei farle vedere un servizio. Parliamo come primo argomento di autonomia. Autonomia, dice, si va avanti malgrado le dimissioni di 4 membri del Comitato per l'individuazione dei LEP, lo ha detto il ministro Calderoli. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Bene. L'iter dell'autonomia differenziata proseguirà. Le dimissioni di 4 dei componenti del Comitato per l'individuazione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, non inficerà un percorso ormai avviato. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, si dice stupito, sorpreso e rammaricato per la decisione di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Paino, ma fa notare come di membri del Comitato ne rimangano comunque 58, ancor più motivati, dice, nel raggiungimento dell'obiettivo, e rincara: il governo va avanti, ce ne faremo una ragione delle loro dimissioni e porteremo a casa questo risultato di civiltà. Intervenuto in diretta a Focus, il presidente del Veneto Luca Zaia ha dato una connotazione politica alla scelta dei dimissionari. Penso che chi si è dimesso comunque fa parte di una parte politica che non condivide l'autonomia, perché questo ormai è chiaro, no? La sinistra non la condivide. Io sinceramente non faccio tante tragedie, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se questi esponenti hanno deciso di dimettersi, ne prendo atto. Perché sono così terrorizzati dall'autonomia? Probabilmente perché temono che attraverso i LEP si scoprano degli altarini e degli scheletri negli armadi, è così? Ha assolutamente ragione, guardi, e le rispondo con le parole di un uomo di sinistra, un grande uomo di sinistra, Giorgio Napolitano. Quando gli chiesero che cos'è l'autonomia, lui disse una vera assunzione di responsabilità. Allora, se tu spendi e spandi, a un certo punto arriva qualcuno che ti dice guarda adesso iniziamo a fare i conti, cioè tu ti chiudi in casa, lo chiudi fuori casa. Ecco, questi in generale che sono contro l'autonomia non vogliono aprire la porta, il che non vuol dire che bisogna spaccare il paese, che bisogna mettere a pane d'acqua qualcuno, ma bisogna guardare i conti. Opposta la prospettiva del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, secondo cui dopo le dimissioni dei 4 autorevoli componenti del comitato il buonsenso imporrebbe a governo e maggioranza di fermarsi a approfondire. Per Martella il vero nodo è l'assoluta indeterminatezza delle risorse finanziarie che dovrebbero definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare oneri non sostenibili per la finanza pubblica, e conclude: continuare ad accanirsi su un disegno di legge che così appare senza prospettive non è dignitoso per il governo. Senatore, ha sentito? Non posso che confermare quanto dicevo nel servizio che avete trasmesso. Guardi, l'autonomia è una cosa seria e noi ci crediamo al punto tale che abbiamo proposto un disegno di legge alternativo
in grado di realizzare un'autonomia cooperativa, equilibrata, solidale per tutto il nostro Paese. E in questi giorni abbiamo detto forse sarebbe bene che il governo si fermasse per verificare con attenzione le questioni poste da personalità di altissimo profilo, di riconosciuto senso dello Stato, a cominciare da Giuliano Amato, Franco Galli, cioè stiamo parlando di 2 ex presidenti della Corte Costituzionale, Kennedy e Karzai, e quindi approfondire quei temi. E il tema principale da approfondire è quello delle risorse finanziarie, perché qui per realizzare i LEP, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni, ci vogliono delle risorse e che devono essere previste nella legge di bilancio. Comunque, l'autonomia va avanti, ha detto il ministro Calderoli, noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, saranno circa 200, si inizieranno a discutere nei prossimi giorni e poniamo 3 questioni fondamentali. In primo luogo il ruolo che deve avere il Parlamento nella definizione delle intese con le regioni, in secondo luogo un numero di materie inferiore, perché alcune materie come la scuola, l'energia, le grandi reti di comunicazione non hanno proprio alcun senso, che Kennedy Karzai, e in terzo luogo la definizione dei LEP da fare con legge di bilancio. Altro che scoprire chissà cosa, ma la necessità di definire in che modo si possono garantire i diritti civili e sociali a tutti i cittadini. Quindi non è un no il nostro, è un sì ad un testo diverso per fare in modo che si possa realizzare qualcosa per i cittadini. Guardate, il tema non è arrivare alle prossime europee avendo una bandierina da sventolare come sembra fare qualcuno. Il tema è arrivare a definire una legge che serva agli italiani, che semplifichi, che accorci il processo decisionale, che renda la vita dei cittadini più facile. Ecco, senatore, il numero delle materie rimane uno degli argomenti che continua a far più discutere. Sì, perché noi abbiamo detto fin dall'inizio, lei se ne ricorderà, che pensando al Veneto era necessario avere alcune materie, e solamente alcune materie, principalmente quelle che hanno a che fare con il sostegno alle imprese, con il lavoro e con la rigenerazione del territorio. E che altre materie come la scuola, l'energia, le banche, le reti di trasporto sono materie che è bene che rimangano di competenza nazionale, anzi se pensiamo all'energia c'è sempre più una dimensione sovranazionale anche per garantire la sicurezza. E quindi con i nostri emendamenti noi restringiamo questo campo. Peraltro è un tema che in molti considerano molto, molto giusto, e facciamo in modo che le regioni possano chiedere delle autonomie su alcune materie e con i LEP avere le risorse per poterle realizzare. È un discorso molto semplice, ma invece dire autonomia tutta, le 23 materie, creando una situazione di incertezza, secondo me non è positivo nemmeno per il governo. Ho l'impressione che alla fine rischi di determinarsi un cortocircuito anche tra le forze della maggioranza. Ecco, il ministro ha detto, come abbiamo sentito, autonomia si va avanti, qualcuno dice insomma la strada però è ancora lunga. Beh, insomma, che la strada sia lunga non c'è dubbio, che ci siano tantissimi nodi irrisolti non c'è dubbio. E non è che li abbiamo detti noi, ma sono stati detti dall'Ufficio per il Bilancio, dalla Banca d'Italia, da Confindustria, dalla Corte dei Conti, da tanti che sono stati auditi, che si debbano approvare una serie di modifiche, non c'è dubbio, che per farlo bisogna approfondire i testi e gli emendamenti, è ovvio anche questo. Poi dopo il passaggio al Senato dovrà andare alla Camera. Insomma, si tratta di un provvedimento la cui definizione è sicuramente complessa, ed è per questo che bisognerebbe affrontarlo in modo serio e responsabile e non come uno strumento di campagna elettorale.
Senta, altro argomento che sicuramente farà discutere è il salario minimo. Da questo punto di vista c'è un fronte comune per quanto riguarda l'opposizione? Sì, sulla proposta del salario minimo si è raggiunta un'intesa tra le forze dell'opposizione, per la verità senza Italia Viva, che prevede, secondo me, una cosa molto giusta, cioè non si può scendere sotto i 9 euro, cioè c'è una soglia minima legale sotto la quale non si può scendere se non esistono naturalmente contratti nazionali superiori. Questo è fondamentale perché ci sono circa 3 milioni e mezzo di cittadini del nostro paese che hanno contratti di lavoro ben sotto i 9 euro, ma 4-5 euro all'ora, e questo determina una condizione di essere un lavoratore o una lavoratrice povero o povera. E quindi, come già avviene in tutti gli stati europei, quasi tutti gli stati europei, ma Francia, Germania, Spagna sicuramente, anche l'Italia aveva introdotto questa normativa, che non significa far venire meno il ruolo delle forze sindacali o non guardare a quelli che sono i contratti nazionali che magari sono meglio retribuiti, ma fare in modo che ci sia un innalzamento verso l'alto, e quindi innanzitutto garantendo questa soglia legale sotto la quale non si deve andare. Anche in Veneto, dove la situazione va sicuramente meglio che in altre regioni, esistono lavoratori con contratti pirata, con contratti che non fanno riferimento ai contratti nazionali, che vengono pagati ben sotto i 9 euro. E quindi, come ha detto anche il presidente degli industriali, magari ho letto una dichiarazione in tal senso, può essere utile per quei soggetti che non fanno riferimento ai contratti nazionali. E quindi anche nel Veneto ho letto oggi alcuni dati, ci sono circa 300-400 mila persone che ne avrebbero un beneficio. Non capisco perché il governo non voglia affrontare questo tema. Adesso vediamo se qualche dialogo si aprirà. Sarebbe necessario, perché nel momento in cui non si rinnovano i contratti di lavoro, la gente fa fatica a fare la spesa, il potere dell'acquisto viene sempre più eroso, il caro vita è sempre più alto, dare un segnale anche in questo senso, che penso che sarebbe utile per tante famiglie italiane. Ecco, lei stava accennando proprio a questo che volevo chiederle adesso, una situazione già difficile, insomma, per i cittadini, un caro vita che sta aumentando. Effettivamente lei diceva anche il Veneto, insomma, come salario minimo ci sono questi tipi di contratti. Il Veneto di certo non è estraneo a questo. Sì, non è estraneo, sicuramente non sarà diciamo una situazione che coinvolgerà centinaia di migliaia di persone, ma già il fatto che possano essere 300.000 è un numero considerevole. Poi se in Italia ci sono 3 o 4 milioni di lavoratori poveri, è chiaro che una percentuale più ridotta, ma c'è anche in Veneto. Ma anche in Veneto c'è un problema accanto a questo, pur essendo noi una delle regioni che dal punto di vista del PIL e dal punto di vista dell'occupazione cresciamo di più. Anche in Veneto c'è un problema che è l'aumento della povertà, e anche in Veneto c'è un problema che è la sofferenza legata al caro vita e alle difficoltà di fare la spesa, all'aumento dei prezzi. E adesso c'è l'estate, poi ci sarà la scuola, con tutto ciò che concerne questo per le spese per le famiglie, e non c'è dubbio che anche in Veneto una misura come questa, come altre, sarebbe assolutamente necessario. Il punto è che la Regione non fa niente, questo accompagna le decisioni che magari vengono prese da altri, ma a livello nazionale non si sta facendo niente per l'inflazione. E anche se diminuisci un po' le tasse sul costo del lavoro e ai cittadini ne viene qualcosa per qualche mese, se hai un'inflazione così alta, quell'aumento che hai ricevuto, magari qualche decina di euro, viene immediatamente eroso, per non parlare dei costi che si hanno quando si ha a che fare con la sanità. Senta, altra questione spinosa, Daniela Santanchè.
Beh sì, è stata una pagina abbastanza brutta ieri nel Senato. Santanchè, dopo aver consultato evidentemente uno stuolo di avvocati, si è presentata con una sua memoria relativamente ai fatti successi. Diciamo che purtroppo non ha dato spiegazioni rispetto alle molte contestazioni che le vengono addebitate, e se fino a ieri era in discussione Daniela Santanchè, imprenditrice, che eventualmente dovrà rispondere di alcune questioni che le possono essere addebitate, da ieri credo sia in discussione la Daniela Santanchè, ministro, rappresentante di questo governo, cioè di persona che ha giurato sulla Costituzione. E insomma sono venuti veramente tanti dubbi, ho visto anche una certa freddezza o forse imbarazzo nelle stesse fila della maggioranza e del governo, e credo che Santanchè farebbe bene a dimettersi per il rispetto del ruolo del Parlamento, per il rispetto anche a tutti i suoi colleghi e per davvero essere, diciamo, con la coscienza a posto dal punto di vista di quello che la nostra Costituzione richiama, e cioè la necessità di servire le istituzioni con disciplina ed onore. Noi abbiamo detto che la magistratura farà il suo corso, però la Santanchè farebbe bene a dimettersi. È una questione di opportunità politica. Ricordo che la Premier Meloni, per non parlare della Lega, nel passato hanno chiesto le dimissioni di ministri gridando di rappresentanti del governo per molto meno. Quindi non capisco perché ci dovrebbero essere due pesi e due misure. Senta, lei diceva una maggioranza comunque in imbarazzo rispetto a questa vicenda. Che cosa vi aspettate se non dovesse dimettersi? Quale può essere un po' secondo lei lo scenario per quanto riguarda la maggioranza? Ma diciamo, io ho notato questo imbarazzo, e questo si vede anche dalle parole che sono state pronunciate un po' di maniera ieri dopo l'esposizione della ministra Santanchè. Vedremo quale sarà l'evoluzione dal punto di vista giudiziario. Dal punto di vista politico io penso che sia un problema per la maggioranza questo, e che sia un problema per la Meloni, che credo affronteranno. Non so dirle l'esito, ho l'impressione che qualcosa si determinerà rispetto al suo ruolo e al suo appartenere al governo. Senatore, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stato con noi. Io ringrazio lei, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Adesso noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio, ora parliamo invece di sicurezza, parliamo di furti, lo vedo già sul nostro schermo. Intanto ve lo presento subito, il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Buongiorno. Buongiorno Daniela. Dovrebbe raggiungerci qua a breve, dovrebbe essere qui il sindaco invece di Spresiano, Marco Della Pietra, lo stiamo attendendo. Intanto sindaco, parliamo con lei, furti, insomma sappiamo che l'estate un po' è il periodo un po' più critico da questo punto di vista, ne abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali. Insomma le raccomandazioni sono sempre le stesse, però ovviamente insomma i ladri sono anche più scaltri, si arrampicano, insomma è difficile arginare questo fenomeno? Beh, allora, generalmente il malvivente è sempre purtroppo un passo in avanti alle autorità, perché non seguendo le regole per lui è tutto molto più semplice. Diciamo che credo che i ladri non vadano mai in vacanza, purtroppo, nel senso che ci sono anche varie tipologie poi di reati di carattere stagionale, quindi le case vengono anche visitate in alcune zone appena prima delle vacanze natalizie, e poi si apre la stagione dei furti, di qualsiasi tipo di strumento agricolo. Ok? Sì.
non c'è poi, c'è anche un'altra cosa da dire, una cosa che magari fa meno rumore ma che è in aumento, sono le truffe telematiche e anche le truffe agli anziani. Dico subito che è venuto a trovarmi 2 giorni fa il responsabile del controllo del vicinato, con il quale stiamo organizzando assieme alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alla Polizia Locale una serata dedicata proprio alla consapevolezza della sicurezza dei cittadini di Montebelluna, che effettueremo nell'ordine di settembre-ottobre nell'auditorium della biblioteca. Questo è un incontro che non è ovviamente dato da chissà che allarme sociale, è uno strumento in più che vuole essere dato da parte di tutte le autorità che poi sono deputate al controllo del territorio per aiutare maggiormente i cittadini. C'è raggiunto il sindaco, l'avevo presentato prima, Marco Della Pietra. Buongiorno sindaco. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ciao Adalberto. Ciao Marco. Ecco, stiamo parlando di furti, di sicurezza, dicevamo appunto furti che ovviamente aumentano, ma come ci diceva anche il sindaco, in aumento soprattutto le truffe online, non solo online, insomma, abbiamo visto anche la truffa, quella degli incidenti, ne abbiamo visto, insomma ce ne sono parecchie di falsi incidenti e truffe soprattutto che coinvolgono gli anziani. Assolutamente sì, io convengo con quanto appena detto dal sindaco di Montebelluna. Ci sono periodi dell'anno in cui magari i furti sono più numerosi e invece le truffe sono sempre dietro l'angolo, per cui lì non abbiamo giorni in cui sono più attivi rispetto ad altri. Lì vengono perpetrate in tutto l'arco dell'anno e tra l'altro i criminali si ingegnano e ne studiano quotidianamente di nuove, per cui credo che l'interazione con le forze dell'ordine e anche con la nostra polizia municipale sia fondamentale, soprattutto per andare a prevenire un certo tipo di atteggiamento, specie nei confronti degli anziani che magari sono meno accorti e spesso sulla fiducia aprono anche le proprie case, quindi non solo telematiche ma anche fisiche, a persone che non conoscono, per cui noi sindaci spesso ci facciamo promotori del motto non aprite a nessuno. Meglio non aprire a qualcuno che ha buone intenzioni che aprire a tutti. Ecco, sindaco, si può fare qualcosa di più? Nel senso, abbiamo sentito anche il sindaco Bordini diceva, insomma, l'importante è il rapporto tra i vicini, il segnalare alle forze dell'ordine. Si può fare qualcosa in più? Perché ne parliamo spesso, però questo parlo di furti, per quanto riguarda invece le truffe, insomma, lo diciamo spessissimo di non fidarsi dei venditori o degli acquirenti online, ma però poi sono troppi i cittadini che cascano in questa rete. Fra l'altro non sono solo anziani, ma anche persone giovani, insomma, che ci cascano poi in questa trappola. Assolutamente sì. Sono quelle dinamiche che non sono semplici da spiegare, ma nelle quali magari cadiamo tutti. Spesso ci lasciamo magari, e non sono truffe eclatanti, ma magari anche sull'acquisto di un prodotto che poi non ti viene spedito a casa, sai, noi ci lasciamo un po' prendere, no? Certo. Pensiamo sempre di fare l'affare della vita, no? Però malgrado ce lo ripetiamo, siamo esseri umani e quindi talvolta capita che si prenda la fregatura, no? Che si venga truffati. Io credo che non ci sia una ricetta che permetta, ecco, di evitare questo tipo di accadimenti, però ecco, il ripetere e continuare comunque a essere sul pezzo credo sia fondamentale, per cui sia gli interventi dei quali parlava Adalberto, sia un continuo richiamo da parte delle istituzioni a quelli che sono dei comportamenti corretti, malgrado talvolta anche le istituzioni si lascino fregare, credo sia fondamentale, ecco, e non credo ci siano altri tipi di interventi. Attenzione, per quanto riguarda il rapporto di vicinato e quindi i furti più che altro, certo, è fondamentale, e io dico sempre meglio una segnalazione a vuoto che non fare la segnalazione, per cui ecco, visto che con la televisione arriviamo a più persone,
lo dico anche in questa sede e mi raccomando, ecco, se vedete qualcosa di strano, meglio una telefonata ai carabinieri in più che una in meno. Ecco, un po' in tutti i comuni, Sindaco Bordino, un po' in tutti i comuni sono stati potenziati anche i sistemi di videosorveglianza proprio per cercare di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini. Guardi, noi la settimana scorsa in Consiglio Comunale abbiamo approvato una variazione in cui implementiamo con circa 140.000 euro la videosorveglianza, 40.000 euro dei quali, faccio un passo indietro, Montebelluna ha una situazione diciamo orografica particolare per cui si adagia su una pianura a sud e su un colle a nord. Dopo aver fatto 3 sopralluoghi in 3 zone diverse abbiamo deciso di investire circa 38-40.000 euro per la frazione di Mercato Vecchio assieme al Comitato Civico e al suo Presidente proprio per andare a definire, siccome i furti di cui dicevo prima soprattutto quelli in periodo natalizio riguardano prevalentemente Mercato Vecchio, andremo ad implementare proprio in coordinamento con il Comitato Civico in questione maggiori sistemi di videosorveglianza. Mi permetto di fare un altro appello per quanto riguarda le segnalazioni. Ricordiamoci per favore che le segnalazioni vanno fatte alle autorità competenti. La segnalazione su Facebook, su Instagram, su TikTok non vale nulla, per evitare che magari proprio i carabinieri, che hanno tutta la mia massima stima, con i quali collaboro veramente in maniera quotidiana, non debbano poi venire a scoprire le cose magari da Facebook. Ecco, siamo tutti pronti a riprendere il fatto di degrado magari in città, non tutti però pensano aspetta prima chiamo i carabinieri, punto, poi decido cosa fare. Credo sia fondamentale perché altrimenti o la polizia locale deve essere sempre segnalato alle autorità competenti, quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che è meglio una segnalazione a vuoto piuttosto di non farla, ma la segnalazione, mi permetto di integrare il concetto e so che Marco sarà assolutamente d'accordo con me, certo. Dobbiamo segnalarla alle autorità deputate. Ecco, quello dei social è effettivamente un problema, nel senso che molte segnalazioni vengono notate, proprio viste nei social e è anche una perdita di tempo per i carabinieri, perché poi intervengono a cosa fatta dopo aver visto tutti i commenti e... No, ma nessuno vieta i social, attenzione, no, però certo. È giusto rispettare una scaletta, certo, che è esattamente quella che ha detto Adalberto. Le forze dell'ordine preposte ci sono, vanno avvisate loro, anche perché dopo si rischia magari di favorire anche il malvivente facendo un certo tipo di segnalazioni. Io anche sul discorso videosorveglianza, allora, visto che tu hai integrato me, io integro te, dai, facciamo... No, verissimo, la videosorveglianza è fondamentale e spesso ci aiuta anche, o aiuta le forze dell'ordine anche per un certo tipo di reati. E adesso poi che siamo anche tutti quanti in linea con le targhe, con i rilevatori di targhe, piuttosto che insomma, con altri sistemi sofisticati, riusciamo a vedere magari se è successo, che ne so, una rapina da qualche parte, riusciamo a vedere quello che è stato il tragitto magari dell'auto che ha compiuto questa rapina. È un esempio che faccio a titolo esemplificativo, chiaramente. Però anche lì attenzione, perché poi dopo il cittadino dice bene, mettiamo tante telecamere e vuoi vedere che non fanno più nulla. Io la faccio da qualche anno sta scena qua. Questo è Marco Della Pietra, questo chi è? Quindi attenzione, che non vuol dire che avere le telecamere allora siamo tutti quanti, è un deterrente sicuramente e anche uno strumento in più, però vorrei dire ai cittadini, perché altrimenti a Spresiano ne abbiamo, ma dovremmo averne una ogni 3 metri per far contenti tutti, dopo tutti ti chiedono telecamere, un po' come i dossi, no? Quindi dovremmo avere strade piene di dossi e piene di telecamere. Non è possibile, ma ripeto, non tutto si risolve con la telecamera, è giusto dirlo, so che magari non è
non è una bella pubblicità, ecco, però è vero anche questo, insomma. Quindi... Ecco, un altro argomento invece che, a cui io tengo, insomma, e di cui stiamo parlando molto, ne parlavamo anche prima con il sindaco di Montebelluna, e sono la questione minori. Si parla di, non parliamo di baby gang, non parliamo di minori violenti, non tutti sono così e questo è una certezza, però purtroppo ci sono bande, quindi a me viene da chiamarle baby gang perché le abbiamo viste in azione più volte, di recente anche a Carbonera, che arrivano ad aggredirsi con armi bianche, non solo, insomma, e insomma abbiamo visto un sedicenne pugnalato che ha rischiato la vita, non parlo del 17enne che invece è morto, lo ricordiamo, qualche tempo fa. Bande che si aggrediscono a vicenda per questioni prettamente, solitamente di droga, e fa paura l'età. Parliamo di giovanissimi, cioè dai 15, 16, 17 anni, insomma è una questione che fa davvero pensare, che è allarmante, Sindaco. Beh, credo che non ci siano dubbi a tal proposito. È chiaro che, come giustamente premettevi tu, è una minima parte, perché fortunatamente abbiamo anche dei ragazzi bravissimi, dei ragazzi sani e delle bellissime compagnie, perché è giusto anche vedere l'altro lato della medaglia. È chiaro che fa rumore, ma fa anche male, perché come istituzioni stiamo investendo tantissimo. Con la conferenza dei sindaci dell'ULSS il problema dei minori credo sia forse al primo posto, ecco. Non possiamo dare sempre la colpa al Covid, perché adesso sono passati anche degli anni, sebbene il Covid abbia dato sicuramente un grosso colpo a un certo tipo di dinamiche. Però ecco, credo che serva una riflessione da parte di tutti. Io parlo per me, ma parlo anche per gli altri sindaci della provincia. Come amministrazioni stiamo facendo tutto il possibile, però non possiamo essere noi, non può essere demandato all'amministrazione l'educazione e certo, tutto quello che riguarda la sfera dei minori. Occorre che ci sia una compartecipazione sicuramente delle famiglie. Beh, è chiaro che le famiglie sono al primo posto insomma, nel settore educativo dei propri figli, e capisco anche che ci siano delle problematiche, perché molto spesso i genitori sono impegnati a sbarcare il lunario e non hanno tempo, però sai, la scusa del poco tempo non va bene. Le istituzioni scolastiche, attenzione, le istituzioni scolastiche sono altrettanto importanti. E poi c'è anche tutta la parte della parrocchia che, ahimè, sicuramente non per volere suo, ma per una serie di cambiamenti sociali che sono avvenuti negli ultimi anni, c'è una disaffezione nei confronti della parrocchia che, almeno ai miei tempi, ma credo che Adalberto sia completamente d'accordo con me perché siamo quasi coetanei, lui è più giovane, adesso dirà e si vede, no, comunque dai... diciamo che abbiamo fatto in tempo a frequentare certo, la parrocchia, e l'oratorio per me è stato certo, fondamentale nella mia educazione. Oggi certo, questa mappa, diciamo, dei centri educativi è completamente stravolta, per cui noi facciamo il nostro, però occorre che ci sia interazione tra i vari enti. Sindaco Bordin. Allora, il concetto più importante già espresso da Marco è che non è pensabile che l'educazione, il rispetto delle norme, il rispetto del minimo senso civico e del prossimo vengano demandati al sindaco, all'assessore, ai consiglieri comunali, alla polizia locale, ai carabinieri, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io credo che fare il genitore sia il più difficile lavoro del mondo, perché non c'è assolutamente un testo, un libro che ti spieghi ovviamente come farlo, e quindi io non sto assolutamente esprimendo giudizi. Rifletto comunque sul fatto che certe volte sì, sembra quasi che debbano essere le istituzioni a farsi carico dell'educazione dei giovani. Fortunatamente devo dire, noi come amministrazione li coinvolgiamo
a tutto spiano, lo dico perché parlano i fatti, non le chiacchiere del sindaco di Montebelluna in diretta su Antenna 3. L'ultima volta abbiamo qualche mese fa, meno di un mese fa, 5 mesi fa, abbiamo grazie anche dei consiglieri comunali giovani che abbiamo come gruppo consigliare, abbiamo veramente dei giovani, ma non solo giovani, anche dei giovani responsabili e pieni di energie. Abbiamo effettuato una prima edizione di un contest musicale che ha visto la partecipazione di un sacco di ragazzi. Abbiamo fatto anche un convegno, la faccio breve per farvi capire quale può essere poi uno strumento ovviamente perfettibile, perché siamo umani e tutto è perfezionabile. Invece di nascondere il problema sotto il tappeto, abbiamo delegato ancora qualche mese fa una cooperativa che andasse proprio per strada a raccogliere le necessità dei giovani e sono state intervistate qualche migliaia di giovani. Abbiamo quindi preso spunto da questa analisi molto seria per promuovere un convegno con l'aiuto delle scuole presenti, quindi come protagonisti diretti, e adesso siamo già andati ad investire circa 120.000 euro di progetti per politiche giovanili da qui al 2025. E io dico sempre una cosa e non mi stancherò mai di ripeterla: i giovani hanno il diritto di essere ascoltati, ma hanno anche il dovere di essere responsabilizzati. Concludo solo dicendo che è facile coinvolgere i giovani che vogliono essere coinvolti, perché anche con i 150 anni di Montebelluna l'anno scorso, veramente per farvi un esempio, li abbiamo coinvolti già a partire dal logo fatto dall'Istituto Superiore Einaudi Indirizzo Grafica. La vera sfida è quella di andare ad intercettare quei giovani che non vogliono essere coinvolti, che non conoscono, quindi anche le politiche giovanili inutile che siano calate dall'alto e andare a intercettare sempre le stesse persone che, per l'amor di Dio, grazie, che partecipano. La nostra intenzione è quella che le politiche giovanili vengano organizzate dai giovani con una supervisione ovviamente dell'amministrazione, perché credo che solo un giovane riesca magari a creare una connessione con un altro giovane che non vuole essere coinvolto, sicuramente non il sindaco, perché per contiguità anagrafica, ma devo dire la verità, noi abbiamo anche degli assessori, ve lo dico, quando vedono che c'è qualche giovane che magari anche con lo skate, cioè noi siamo proprio operativi, andiamo lì a parlare con questi giovani, letteralmente. Se magari siamo lì, andiamo a parlarci subito per vedere che magari qualcosa che può essere visto come una cosa degradante, diciamo così, che in fin dei conti non è nulla, magari può poi costituirsi in una sorta di alleanza perché questi giovani possano proporre qualcosa all'amministrazione. Marco. Sì, bisogna che anche la parte di cittadinanza che poi vede fare alcune attività capisca che è un investimento e non è un modo per rompere le scatole magari a chi vorrebbe riposare fino alle 5 del pomeriggio. Scusatemi la polemica, però ogni tanto è giusto dirlo. Sì, no, è onestà, appunto, credo sia no? Perché poi ci lamentiamo che i giovani non hanno spazi aggregativi, però se è 3 mesi a casa Garabaione mi dà fastidio. No. A proposito di quanto stava dicendo ad Alberto, ci sono un paio di considerazioni che vorrei fare come sindaco di Spresiano. Noi è da 4 anni che gestiamo un progetto giovani regionale come ente capofila e quindi abbiamo spaziato dall'alternanza scuola-lavoro a una serie di attività. Le attività che andiamo a mettere in campo sono attività che per la parte di popolazione più adulta possono sembrare quanto di più distante ci sia dall'educazione, ma proprio per il discorso che dobbiamo andare a intercettare tutti, soprattutto anche chi magari non è interessato a un'attività canonica, abbiamo fatto negli anni di tutto, dal parkour allo skate, ai corsi di scenografia, di storytelling, quindi abbiamo fatto una serie di cose davvero
importanti che hanno sicuramente intercettato parecchi giovani. Adesso è proprio di oggi, e ve lo dico perché abbiamo come ente capofila di 19 comuni, abbiamo dei laboratori e delle attività gratuite per i giovani trevigiani da fare, che praticamente si suddividono tra arte, sport, natura. E per dire, io capisco che anche questa può essere forte, come abbiamo un workshop di treccine afro, che uno dice, caspita, e treccine afro? Sì, ma voi pensate, no? Tra l'altro anche proprio a livello di socialità, quanto no, possa essere utile. Ma non solo, questo lo faremo ad Osson, continueremo col Ti aspetto fuori, che era già una formula che avevamo utilizzato l'anno scorso, e quindi si andranno a vedere i luoghi del territorio. Faremo un workshop di illustrazione e manga, quindi anche lì si cerca di andare incontro a quella che è una fattispecie conosciuta dai giovani a Ponte di Piave, questo. E poi faremo ancora fotografia e anche allenamenti a corpo libero. Per cui ecco, scusate, approfitto, non era voluta la cosa, però come amministrazione, poi noi vabbè, altra parentesi, abbiamo aperto lo spazio ZAG, che è Zona Aggregativa Giovanile, perché abbiamo vinto un bando a suo tempo, siamo stati gli unici in Veneto sotto i 15.000 abitanti, per cui abbiamo anche un luogo fisico dove possono ritrovarsi i ragazzi a Spresiano, e non solo per Spresiano chiaramente. Quindi ecco, questo perché vorrei che fosse ben chiaro che le amministrazioni ci lavorano, e lavorano incessantemente per i propri giovani. E poi non ci sono solamente questo tipo di, come dire, di possibilità che dà il comune, perché noi investiamo dai bambini fino alla maggiore età, investiamo moltissimo affinché non vi siano poi dopo problematiche di quelle che abbiamo parlato prima. Però è chiaro che poi una parte non ce l'hai sotto controllo, e quindi purtroppo possono capitare anche. Ecco, queste iniziative del progetto Giovani, dove insomma capofila è Spresiano, quando partono? Partono, adesso ecco. Però mi tocca leggerlo, perché poi dopo sembra che partono dal 12 luglio, quindi da mercoledì prossimo. Quindi si spera insomma che davvero tanti giovani possano aderire a queste iniziative, perché sono importanti, fra l'altro insomma anche per passare delle ore in compagnia. Purtroppo però, ne parlavamo prima, c'è una piccola parte che in realtà si diverte in altro modo, ecco, e se non sbaglio proprio di recente i carabinieri avevano potenziato i controlli nelle zone di aggregazione alla ricerca di armi bianche. Anche questo fa pensare, quindicenni che vanno via con le armi bianche, insomma con i coltelli. Forse io non ricordo che questa cosa insomma ci fosse insomma ai miei tempi, o comunque anche 4, 5, 6 anni fa. È scoppiato tutto ora, nel senso lo vedo maggiormente ora questa problematica. Probabilmente non si rendono conto di cosa significhi girare con un coltello, e soprattutto non si rendono conto di cosa può causare l'uso di un coltello. Quando ero piccolino, quando avevo la loro età erano i carcerati che giravano, quelli che erano appena usciti di prigione, che giravano con delle armi. Non dico che a prendersi a pugni, magari come si faceva una volta, fosse assolutamente, non è la strada, anche perché sapete bene che cosa può causare un pugno. Avete visto il ragazzo che è sceso dall'auto e ha picchiato, quindi non sto dicendo questo. Però quando tu hai un'arma in tasca non puoi dirmi che non sai a cosa serva. Io leggo spesso sui giornali, vabbè, perché sai, magari ci avrebbero, non lo so, minacciato. Cioè, ragazzi, quando tu hai un coltello in tasca vuol dire che tu sei pronto ad uccidere, e sta cosa qua deve far riflettere. Sindaco Bordin, l'ultima battuta, che siamo in chiusura. Un grande assente in questo ragionamento è il sacrificio che si impara attraverso il lavoro. Montebelluna, capofila delle politiche giovanili dei comuni dell'ULSS della Pedemontana. Ieri mattina c'era proprio l'assessore alle politiche giovanili che relazionava al comitato
dei sindaci, credo sia anche questo un filone da tenere sotto controllo, importantissimo, proprio per fare in modo, per far capire ai giovani attraverso le varie iniziative che svolgiamo con gli altri comuni come la BO, azienda XL, il poter da parte dei giovani interagire con le aziende del territorio. Qui ovviamente mi va il mio ringraziamento non solo alle aziende del territorio ma anche alle associazioni di categoria. Credo che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Siamo stati tutti giovani, sicuramente è aberrante il fatto che questi giovani non si facciano, non tutti ovviamente, una micro parte, ma già quella basta per farci paura. Si senta legittimata ad andare in giro con delle armi bianche. Credo che comunque, come dicevo prima, nessuno ha la bacchetta magica, ma il coordinamento continuo delle istituzioni a tutti i livelli e anche delle associazioni di categoria che promuovono veramente degli interessantissimi progetti non possa che essere agevole nel tentare di risolvere il problema, partendo sempre dalla prima cosa che abbiamo detto, però, cioè il rispetto, l'educazione, rispetto delle regole civili. Adesso, sicuramente io e Marco potremmo dare anche dei consigli, ma non è che dobbiamo essere noi, cioè non possiamo, ma dico noi perché siamo qui noi, parlo dei carabinieri, della polizia locale, forse anche alcune volte, ripeto, un intervento da parte delle famiglie male non farebbe. Vi ricordo i genitori che si sono messi in mezzo alla strada per fermare l'autobus qualche mese fa. Certo. Sì, no, qualche stafone in più, come no, invece che dar sempre ragione ai propri figli, credo che sarebbe utile. Io ringrazio, siamo arrivati davvero al termine, ringrazio Adalberto Bordin per essere stato con noi, speriamo di averlo ospite qua qualche volta, grazie anche a Marco Della Pietra per essere stato con noi. Grazie mille. Ringrazio i registi che ci hanno seguito, ovviamente l'appuntamento è sempre per domani, grazie, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Tempo instabile a causa di perturbazioni atlantiche che, sfilando al di là delle Alpi, favoriranno l'infiltrazione di aria più fresca sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 6 luglio ci mostra un contesto molto variabile, con al mattino precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti. Col passare delle ore fenomeni via via più intermittenti. Nel pomeriggio sarà ancora possibile una residua variabilità sui rilievi, più asciutto e soleggiato altrove. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso iniziale maggiore nuvolosità con rovesci temporaleschi sparsi. Entro sera miglioramento con piogge in esaurimento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, con piogge più diffuse e intense, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.